Per nidi e scuole dell'infanzia il ritorno in classe è iniziato in questi giorni, mentre per elementari, medie e superiori la prima campanella suonerà il 13 settembre. In Veneto però ci sono 15 istituti che non riaccoglieranno bambine e bambini perché a giugno hanno annunciato la cessazione definitiva della propria attività. 10 scuole dell'infanzia, una primaria, 2 secondarie inferiori e altrettante superiori. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 9 i plessi chiusi in provincia di Vicenza, 3 in provincia di Venezia, 2 nella Marca Trevigiana e una nel Rodigino, ma il numero potrebbe essere ancora più elevato visto che al report mancano i dati degli ultimi mesi. Nel 2003 erano oltre 1300 le scuole paritarie in Veneto, oggi se ne contano 1000. Perdiamo all'incirca, negli ultimi 10 anni almeno, abbiamo perso minimo 10 con punte di 12-15 scuole l'anno, nel senso che non riaprono, sono minimo 50 60-70 posti di lavoro, quasi tutti femminili, che andiamo a perdere. Un impatto a livello occupazionale significativo, come è significativa la ricaduta sociale che la chiusura di una scuola ha per un territorio. È la vita stessa di quella frazione, è la vita stessa di quell'ambito periferico. Quindi toglierla significa togliere l'ossigeno a quella periferia, a quella frazione. Quindi significa farle morire. Per l'anno scolastico al via sono stati oltre 80.000 i bambini tra 0 e 6 anni accolti nelle scuole FISM del Veneto, 3.000 in meno rispetto all'anno scorso. All'origine di questa situazione è chiaramente una sempre crescente denatalità. Nel 2022 sono stati 30.000 i nuovi nati in Veneto a fronte dei 50.000 del 2008. Ma sottolinea Cecchini, il calo demografico non è la sola causa delle cicliche chiusure di scuole, perché spiega anche istituti con un'unica sezione possono sopravvivere se sostenuti. Un aiuto economico che deve arrivare dalle istituzioni, laddove le rette delle famiglie pesano per il 55-60% dei costi. E a proposito di rette, l'inflazione e gli aumenti delle bollette hanno costretto gli istituti ad incrementare le tariffe. Abbiamo aumentato tra le 20 e le 40 euro mensili, 160 euro, 200 euro di retta mensile per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Il governo per queste realtà deve fare molto di più, conclude Cecchini, e come FISM stiamo spingendo per misure all'interno della manovra finanziaria. Si sta impegnando molto con il governo e con i ministri per la prossima legge di stabilità, per la prossima finanziaria, per chiedere le risorse che servono per mantenere in vita le scuole.